piccino, cosa fai lassù? Dell'astronomia? Ah, volevi fare il furbo tu, vero? Ah, beh, se ti vedessero gli altri gatti. Andiamo, vieni qui, vieni qui. Come ti chiami? Che fa tuo padre, Sì, capisco benissimo. Sei un figlio illegittimo, Tuo padre ha piantato tua madre e tua madre va per i fatti suoi. Quanti anni hai? Oh, bugiardo, ecco. Non hai neanche un mese tu. Su, fammi vedere. Cammina, va. Corri a cercare tua madre. Fa presto. Metti giudizio. Spicciati, oh poveretto. E anche zoppo. Ai, ci vuole pazienza. Andiamo se vuoi che ti aiuti a ritrovare tua madre, Non dirai che non sono gentile. Se mi fossi perduta io alla tua età non sarebbe stato un gattino a riportarmi a casa. Oh, ma no. Lei non sa di chi è questo gattino? Non so, fra gatti non ho conoscenze. Allora sarà meglio che mi rivolga a Ida. Non è proprio il momento. Perché? È per questa notte? Sembra di sì. E come si presenta? Potrebbe anche andare male. No. Sono tutte le stesse. Si sposano nella culla, fanno figli dopo la prima comunione e diventano nonna alla fine della scuola. Ida però ha già compiuto 18 anni. A 18 anni io facevo l'amore, non facevo figli. E lei? Oh, io non li ho mai avuti 18 anni. Poi chi vuole che abbia voglia di venire al mondo in quelle condizioni? Quando mi ha messo al mondo non mi ha chiesto il permesso. Ma per conto mio questo bambino ha scelto male il momento. Sua madre non si regge in piedi, suo padre in prigione. Io ho rotto uno specchio e c'è un temporale in aria. Non possiamo pretendere che nasca con l'ombrello. Il dottore è venuto? Se non ci fosse lui mi sarei rifiutato ad assisterla. Come va, Susanna? Bene. Ha adottato un gatto? Ah, sì. E se vede sua madre le dica che lo porto con me in ufficio. Matilde, mi faccio un buon caffè. Bene. Ma alla svelta, Ma troppo alla svelta non viene buono. È vero quello che mi ha detto? Sì. Per cavarsela dovrebbe avere il suo coraggio. Oh, andiamo, smetto di prendermi in giro. Non la prendo in giro affatto. Ci sono donne che hanno dello chic, lei ha coraggio. È vero che il coraggio è una specie di chic, ma infine ecco, lei ha paura della vita, morte compresa. Paura, non mi aspetto nulla dalla vita, ecco. È quello che si chiama avere del coraggio. Lei è troppo buono, dottore. Sono sincero. E di servizio anche questa notte all'ufficio telefonico? Come il solito. Bene, allora se qualcuno dovesse aver bisogno, mi venga a cercare qui, non posso allontanarmi da Ida, sarebbe pericoloso. Intesi. E sua zia non si interessa di lei? Maria, è l'egoismo fatto donna. Oh. Ma mi dica, dottore, pensa sul serio lei che sia in pericolo di... Augurateci buona fortuna. Buona fortuna, dottore. Pronto? Pronto 97? Le do la linea, parli pure. Pronto? Pronto centralino? Sì, signore. Oh, lei è troppo gentile. Ma chi è lei? Un uomo che la trova adorabile. Oh, adorabile. Oh, squisita. Se non mi conosce neanche. Conosco la voce. Oh, la voce. Aspetti un momento. Pronto? Pronto, mi dia la signora Boncor. La signora Boncor mette in linea. Pronto, parlino. È pronto, mi dica. Allora, quando posso avere il piacere di vederla? Oh, vedermi? E come vedermi? Dia un appuntamento. Oh, un appuntamento. Non posso darle un appuntamento così su due piedi. Allora, se lo preferisce, posso dargliene uno io. Oh, darmene uno. Evidentemente non è la stessa cosa. D'accordo. E dove ci vediamo? Dove ci vediamo? Ah, va per le spicce lei? Ma se non so nemmeno che faccia ha. Io mi chiamo Augusto. Augusto? Scommetto che ha la barba. Sì, quasi. Cioè no, non ce l'ho la barba, pensi che non sono neppure utente, sono solo un passante e non domando che di fermarmi, d'abbonarmi alla sua grazia, alla sua voce, alle sue labbra, ai suoi occhi, al suo nasino. E sottoscriverò tutti gli abbonamenti che lei vorrà. Io so che
che lei si chiama Marcella. M come martirio, A come adorabile, R come ritmo di valzer, C come carezza, E come estasi, 2 L come rondinelle, A come amor mio. E so anche che è graziosa e che i suoi occhi grandi, pieni di mistero, mi hanno... Pronto, non se ne vada, su, mi dica. Ne ha ancora per un pezzo? Oh, 10 minuti. 10 minuti? È un'eternità che occupa la mia cabina, comincio ad averne abbastanza. Dica un po', se non fossi un rappresentante di commercio io non verrei a telefonare qui. E se telefono qui è perché è il mio mestiere. Ed è perché è il mio mestiere che io telefono ad un cliente per vendergli una macchina da cucire, con ricavato della quale potrò pagare il conto che lei mi presenterà, telefonate comprese. Insomma, caro signore, lei mi lasci lavorare. Pronto? Eccomi. Io le giuro che non rimpiango di ascoltato. Quella che le offro è realmente un'occasione di prim'ordine. Fa roba da matti. Ma guardalo. Se ne approfitta. È più di un'ora che si è chiuso in cabina per vendere una macchina da cucire. Non riuscirò mai a parlare con Lione. È a Lione che lei vuol telefonare? Sì, devono darmi una risposta entro oggi. Dice sul serio, vuol vendere davvero l'albergo? Ah, sì. 2 volte più che una, e con tutto quello che contiene. E con la cabina telefonica e quell'idiota che ci fa dentro il piccolo commercio. A quest'ora gli avrei venduto una locomotiva. Vuole venire fuori, sì o no? No. Una volta? No. 2 volte? No. 3 volte? No. Va bene. Oh, un grazioso sorriso. Lei mi fa arrossire. Un momento, non se ne vada. Senta un po', mia cara Marcella, c'è in albergo un individuo che da più di un'ora tenta piazzare la sua mercanzia non so quale imbecille. Vuole togliergli la comunicazione e passarmi invece Parmentier 6341 a Lione? Non si tratta di un individuo, ma di un giovanotto per bene. E poi è proprio a me che telefona. Ecco perché la linea non è mai libera. Sporgerò un reclamo alla centrale. Ma io faccio il mio lavoro. Un cliente chiede una comunicazione e guarda il caso, deve proprio parlare personalmente con me. Tutti gli altri particolari non mi interessano. Pronto, parli? Pronto? Pronto? No, signore. Il signore credo sia ancora in viaggio. Sì, signore. Chiamo subito la signora. Avanti. E di nuovo il signor Remy che chiede della signora. Il signor Remy? Sì, signora. Telefona dall'officina. Ne sei sicura? Sicurissima, signora. Non ha più bisogno di dirmi il suo nome, lo riconosco alla voce. Davvero? E come? Telefona perfino 3 o 4 volte al giorno. Pronto? Pronto? Sì, signor Remy. Puoi andartene, per favore? Bene, signora. Ma no, non mi annoia affatto, lei è pazzo. Insomma, cosa c'è ancora? C'è che mi annoio e sono triste. La vita mi disgusta. Lei cosa fa questa sera? Ah, no, non deve andare dai Sandoz. Perché? Perché invece verrà a cena con me. Sì, ho prenotato un tavolo all'Edelweiss. Gliel'ho detto, è carino l'Edelweiss. Sia gentile. Sì, telefoni ai Sandoz. E intanto, prima di tutto, cominci a ringraziarmi dei fiori che ho avuto la delicatezza di mandarle. Le sono piaciuti? È il più importante. Ma adesso mi dia retta, telefoni ai Sandoz. No, non c'è da temere. Ho ricevuto un telegramma da Lione, suo marito non ritornerà prima di domani sera. Spero bene che lei non abbia intenzione di ingannarlo. Quando lo ingannerà, lo inganni senza intenzione, perché solo l'intenzione conta. Non sono un uomo serio? È colpa sua che sa farmi sorridere. Grazie. E come d'accordo telefoni ai Sandoz, eh? Che c'è di nuovo? Niente? Nessuna telefonata? Bene. Hanno portato i fiori? Benissimo. Hai preso le gocce? Ancora meglio. Sono già le 2, sì, il pendolo si è fermato. Oppure ti rassomiglia, il pendolo non sa quel che dice. Suona e pensa ad altre cose. Non vorrà restare seduto su quella poltrona come una mummia, no? Non siamo mica in un museo qui. Giuseppina!
mutismo ermetico, ecco la tua divisa. Vicino a te mi viene il timore di essere sorda e muta. Ma muoviti, non vedi che ostruisci la circolazione? Ho corso il rischio di essere travolta da un'auto. Giuseppina! Non so se era un'auto o un tram. Giuseppina! Eccomi, signora, eccomi. Morire sotto una bicicletta mai e poi mai. Ah, eccoti qua. Che cos'è che stai masticando? Niente, signora. Tu malodori d'aglio. Mangi l'aglio? Ma signora, è cioccolata. Ne ero sicura. Porta tutto questo in cucina e la tavola che non è pronta. La signora Jansen viene a cena e nulla è preparato. Ma signora, la signora Oh, Jansen... lasciami almeno dire una parola e apparecchia piuttosto. E mettiti le scarpe che non ti vedono con quella faccia spettinata. Ma signora, la Vattene, signora Jansen... ti proibisco di giudicare i miei invitati. Ma... oh... Ma signora, la signora Jansen... Ti ripeto di non giudicare i miei invitati. Che cucina! Una chioccia non vi troverebbe i suoi pulcini. La signora Jansen... Augurati che la signora Jansen non si perde in questo bazar. Una bella opinione di te. La signora Jansen non verrà più a cena. Cosa? Niente cena. Tu sei matta? Ha già telefonato. Ad altri? No, alla signora. Telefonato? Non pronunciare delle parole di cui ignori l'importanza. Giuseppina fa lo spiritismo, pretende che la signora Jansen, che salta di gioia quando viene a cena qui, abbia telefonato che non viene più. Esatto. Cosa? Ah, se vi ci mettete tutti e due contro di me, tu non dici mai una parola e quando per sbaglio apri la bocca è per dire delle cose sgradevoli. Non basta che sia scema, rumina la cioccolata. Dov'è l'aspirina? Col tuo silenzio mi hai fatto venire un'emicrania terribile, imbecille. Nulla prova che Renato sia colpevole. 100.000 franchi, ve ne rendete conto? Non sono più un furto ma una truffa. Quel che mi stupisce è che il padrone l'abbia lasciato restare senza proteste, perché io il signor Jansen lo conosco, è un uomo giusto. Si sarà fatto influenzare da Remy? Eccolo, guarda. Che cosa aspetti per parlargli? Comincia su. Credi che abbia paura? Signor Remy, vorremmo dirle due parole. Di che cosa si tratta? Di Renato Favier. E allora? Si è andati un po' troppo alla svelta con lui. Troppo alla svelta? All'officina era ben quotato. Che ne sai tu? Non l'avrebbero tenuto qui 7 anni. Questo è vero. Ah, se siete tanto sicuri dell'innocenza del vostro compagno, aspettate la conclusione dell'istruttoria e trovatemi un colpevole. Personalmente non mi importa che sia X o Z. Permettete? Cosa devo preparare per la cena? T'ho già detto che questa sera non mangio a casa. Credevo che la signora non andasse più dai signori Sandoz. Infatti? La signora cena altrove? Sì, Maria, ceno altrove. E tu potrai approfittarne per andare a trovare tua nipote. Me ne guarderò bene. Perché? Mia nipote non mi interessa. Cos'hai da rimproverarle? Oh, nulla, può far quello che le garba. Dicono che sia molto malata. Fa male ad ammalarsi per mettere al mondo un ladro di più. Ida non è affatto responsabile delle colpe di suo marito. L'ha scelto lei e non la compiango. Allora la signora non cena a casa? No, Maria, non ceno a casa. Che cosa fai? Vado a gettarli. I fiori che ho ricevuto stamattina? Pensavo che la signora non li avesse molto graditi. Per quello che so, il signor Remy gliene manderà degli altri domani. Sempre che il signore non sia ritornato. Che significa tutto questo? Nulla, signora, nulla. Non ho niente da nascondere a mio marito, lascia quindi stare i fiori. Bene, signora. Davvero la signora non cena a casa? La signora ha ragione. La signora ha riflettuto che non sarebbe corretto disdire un invito tanto gentile. La signora cena come convenuto dai signori Sandoz. Se ti fa piacere, Maria, se ti fa piacere. Oh, per me fa lo stesso. La signora agisce certo per il meglio. Allora lascio qui questi fiori? Sì, tu lasci qui questi fiori. Io lascio i fiori e la signora... La signora non cena in casa, Maria. Mettiti finalmente il cuore in pace. Buongiorno, signora Jansen. Buongiorno, signor Remy. Buongiorno. Ah, ecco, mastichi sempre, avvicinati. Hai in bocca del cioccolato? No, signora, ho dell'aglio. Tu cicchi dell'aglio, ma benone. Dove hai messo Oscar? Sul balcone. Ah, sei in delirio sul balcone. Un cane che soffre di vertigine, è il colmo. Tienilo.
Gustavo, sai perché la Jansen non è venuta a cena? No, per andare con Paolo Remy. Che cos'è che ne pensi, Che cos'è che ne pensi? Ah, non te lo faccio dire. Quanta Giuseppina è pericolosa. Metti il cane sul balcone e i vasi da fiori nella ghiacciaia. La signora è servita. E credi che con una fronte simile abbia voglia di cenare? Sparecchia pure. Anch'io mi disimpegno. Non cenerò più col signore. Sì, io invece, ecco, cenerò col signore. Mi sembra contrariata. Non lo credo. Quella ragazza ci ha visti e ha tenuto a rimarcare di averci visti. Quella? Stia tranquilla. È un tipo che se ne infischia. Oh, lei conosce poco le donne. E lei è col direttore di suo marito, niente di più naturale. Del resto Susanna è una creatura segreta, discreta e perfetta. Una telefonista in una piccola città come questa ha in mano i fili degli intrighi più complicati. Se lo volesse non avrebbe da fare che un gesto per creare a tutti un sacco di pasticci. Ma siccome è di buona natura, ascolta, tace e va per la sua strada. Oh, non c'è ragazza migliore. Allora, mi dica buongiorno adesso. Non l'ho rassicurata? Allora? E allora niente. Bisogna attendere. Poveretta, è quella storia del marito che l'ha buttata giù. Sì. È troppo debole. Lei lo crede colpevole, il marito? In materia di probità io non faccio diagnosi. Ah, il cielo si copre. Non c'è da guardare il barometro, tempesta. Che allegria. E lei va a cena? E lei, dottore? Sì, io andrò a mangiare un boccone da Vittorio. Ah no, signore, no, aspetto il Lione, lei permetterà. Se lei ha delle telefonate da ricevere, io ne ho una sola da fare. Oh, la sua telefonata la conosciamo. Immobilizzare la linea per fare la corte alla telefonista. Un uomo della sua età. Un uomo della mia età se ne infischia con tutto il rispetto che le è dovuto. Come? Cosa ha detto? Ho detto che un uomo della mia età se ne infischia, se ne strainfischia. Questo non le basta, preferisce che mi spieghi meglio? No? E allora vada fuori dai piedi e a rivederla. Pronto? Pronto, Marcella? Sì, sono ancora io. Lei voleva sapere quello che faccio. Ebbene, vendo delle macchine da cucire e compro delle bagattelle. Sì. Ah, no, non si muova, Marcella. Chiuda gli occhi e conti fino a 100. E a 100 le bagattelle saranno a portata di mano sul davanzale della finestra. Dunque conti e lasci in linea. Ah, stavolta ha fatto abbastanza presto. Ci ha messo buona volontà. Al contrario, mi tengo la cabina, sono in piena comunicazione, proibito entrare. Pericolo. Oh, è per me? Molto gentile, grazie. Ah, ecco, io la ringrazio molto, ma francamente sono un po' confuso. Oh, ma non sia confuso, diamine, non deve scusarsi. Lei mi offre dei dolci e io gli offro un consiglio, così siamo pari, no? Un consiglio? Sì, lasci stare in pace Marcella. Senta, ma si dia un'occhiata allo specchio. Che vergogna, un uomo della sua età. Un uomo della mia età. Un uomo della mia età, ma che età crede che abbia? Beh, di preciso non saprei, ma lei ha l'età di un signore che da molto tempo ha perso il gusto dei dolci. Arrivederci di nuovo e grazie. Prego, non c'è di che. 98, 99, 99 bis, 100. Senta, ci vuole un bel tupè per farmi contare fino a 100. Non c'è la più piccola bagatella sul davanzale. Oh, grazie. Mi scusi tanto, non ho detto niente. Cosa? Venire a ballare con lei alla piccola taverna? Oh, ma prego, non insista, prego. Mi chiede giusto la comunicazione. Piccola taverna? La passo subito. Pronto, in linea? Amor mio, non posso ora. No, gioia mia, tu non hai niente da fare. Invece io sono incollato 8 ore al giorno alla gran cassa senza contare le ore supplementari. Lo capisci, cocca mia bella? Come? Cosa? Cosa?
Sei più stupida di un somaro e non ragioni affatto. Andiamo, spicciati, cara, che tocca a me. Mettiti al mio posto, piccolo pulcino. Tu passi la vita alla piccola taverna e io non ti vedo mai. Finirò per credere che mi tradisci. E se te lo dico ti arrabbi, ecco. Solo tu vuoi essere geloso come una tigre. Cos'è? Cosa? Cosa? Ma ciò che è mio è mio. A fra poco, bamboletta cara. Però è adorabile quell'idiota. Sono buoni questi cioccolatini. Ah sì, sono eccellenti. È molto gentile. Non mi conosce affatto e già mi vizia. Si chiama Augusto Masson. E fa il rappresentante di macchine da cucire. Pronto? Il 72, passo subito. Pronto? Il 72 che parla. Sono 3 giorni che ha preso alloggio da Vittorio. Non ti lascerai confondere da questo imbecille, no? Ti telefona spesso? Oh, non fa altro. Sì, non sono le macchine da cucire che cerca di piazzare, ma la sua personcina. Gli hai detto di farsi rivedere? Per far cosa? Insomma, che t'ha proposto all'infuori di lui? Ma niente. Mi ha invitata alla piccola taverna dopo cena. Ah, e tu hai accettato? Non conosce nessuno e come tutti i celibi si annoia. Ah, tu hai accettato per filantropia. Allora è giusto. E poi credo che sia un uomo di spirito. Deve sapere molte cose. Viaggia tutto l'anno. Te ne farà vedere dei panorami. Dunque tu esci con lui per imparare la geografia. Oh, che sciocca. Oh, è carino il tuo nuovo inquilino. È vero? E hai in programma di accompagnarlo a spasso? Che vuoi, si annoia così solo, non conosce nessuno e poi è celibe. E c'è un altro vantaggio, non deve piazzare macchine da cucire. Pronto, pronto? Attenda. Parli. Beh, che fa a quest'ora alla stazione? Chi è? Il signor Jansen. Pronto, sei tu, Maria? Sì? Ah, sì, sono ritornato più presto del previsto. Vuoi passarmi la signora? È uscita? Ah, sì, è giusto. Volevo pregarla di mandarmi la macchina, ma non importa. Anzi, farò una passeggiata a piedi. Io bene. E tu stai bene? Brava. Arrivederci, Maria. Ah, pronto. Non ho cenato, preparami qualche cosa. Sì, vengo subito. Mi scusi e grazie della sua cortesia. Oh, ma per carità, signor Jansen. Ha fatto buon viaggio? Come al solito. I viaggi d'affari sono raramente dei viaggi gradevoli e domattina dovrò ripartire col primo treno. Grazie ancora. Ai suoi ordini, signor Jansen. E lei, signorina Susanna? Non sa mica dove potrei trovare la signora Jansen? Sono preoccupata. Il signor Jansen è arrivato quando meno l'aspettavamo e la signora Jansen... Sì, non sa dove sia? Allora faccia come se non sapesse niente. Io al suo posto non me la prenderei tanto, cascherei dalle nuvole. La signora Jansen non poteva prevedere questo improvviso ritorno di suo marito. Non ho dei consigli da darle, ma lei farebbe meglio ad occuparsi di quella povera Ida. Dopotutto è suo nipote, no? Almeno le offrisse una macchina da cucire. Nulla, non ci faccia caso. Vecchia avara! Ma sta zitta dunque. Come? No, qui non parla nessuno. Brutta strega. Ah, sì, c'è un'interferenza sulla linea, sì. Se ne vada subito, è un insolente. Ah, sì, arrivederci, Maria. Come ti è venuta in testa questa storia della macchina da cucire? Non ne ha fatto una storia. Augusto ha telefonato un sacco di volte a quella zitellaccia perché offre una macchina da cucire a sua nipote. Ah, perché il Masson per te di già Augusto? Beh, io dico Augusto come direi un'altra cosa. Ah, sì. Tu dici Augusto come diresti Alberto, Eugenio o Aspirina, no? Se si chiama Augusto, non posso chiamarlo Eugenio. Allora, c'è aria di burrasca in casa Jansen? Non c'è nessuna burrasca in casa Jansen. Sì, la signora Jansen se la prende un po' comoda, eh? Al contrario, la signora Jansen è una donna molto rispettabile. Pranza in città, che male c'è? E io so perfino con chi. Con chi? Con Augusto. Andiamo, spicciati, arriverai in ritardo. Oh, Augusto mi aspetterà. Chi ama aspetta sempre. Ah, non ha più molto tempo da aspettare lui. Perché? Egli ha 20 anni più di te. A quell'età non c'è davvero un minuto da perdere. Va a imparare la tua geografia. Ma non perdere la bussola, eh? Me lo prometti? Va bene, ora scappo, Te ne infischi perdutamente tu, eh? Sì. Marcella, Augusto, Ida, i Jansen. Sì. Tu dici sono una bella gattina, faccio le fuse e arrivano i topi sul piancito. Sei fortunata tu. No.
Dunque, non vi siete troppo annoiate tutte e due senza di me? Non ho avuto il tempo. Sempre così cortese. Ma non cambierai mai? Se mi cambiassi alla mia età, lei sarebbe il primo a dispiacersene. C'è un buon odore qui. Ho detto un buon odore. Non è un buon odore. Ho fatto la zuppa di cipolle. Odore di cipolle. Mi piacciono molto. Non l'aspettavo. Sicuro. Solo dopo 25 anni tu conosci i miei gusti. Non conosco i suoi gusti, ma ho conosciuto quelli di suo padre e a quanto sembra lei li ha uguali. Il destino fa le cose per bene. Tutto considerato potrò almeno cenare, vero? Oh, cenare. C'è poco da cena. Bene, me ne accontenterò. Allora, Elena è in buona compagnia. Come? Sì. Approfitta della mia assenza per sciocchezza. Ma io non ho mai detto questo. Non ho detto, bisogna che tu l'abbia detto. Pronto? Pronto, Susanna? Mi dia il signor Santos, per favore. È dai Santos che doveva cenare, no? Sì. Ma perché mi guardi così? Io non vi guardo affatto così. Il signor Santos non è libero, signor Jansen. Non è libero. Naturalmente la signora Santos deve essere in piena conversazione. Ebbene, vuol dire che mangerò in fretta e poi andrò da loro a fare una piccola improvvisata. Oh, mangiare in fretta. Non bisogna contarci. C'è anche un pollo, delle patatine fritte e delle frittelle. Non si cucinano in 5 minuti. Credevo ci fosse solo la zuppa. Oh, solo la zuppa. Certo che c'è anche la zuppa. Ma io non ho fame fino a questo punto. Mi contenterò della zuppa e di un pezzetto di formaggio. Ma Non voglio che tu ti metta a fare dei pranzi a quest'ora. Ma dimmi un po', sono molto belle queste rose. non sono stata io a mandarle quelle rose. È proprio un peccato. E di dove vengono? Dal fioraio. Ti trovo molto spiritosa. Speriamo di non incontrare qualcuno che ci conosca. Questo l'annoierebbe? Questo mi contrarierebbe. Si sente compromessa fino a questo punto? È un bel complimento per me. Oh, una cena non è un delitto d'adulterio e lei non è così irresistibile. Però siamo una bellissima coppia. Essi sono fatti uno per l'altra. Lui è simpatico. Oh sì, è simpatico, io lo conosco meglio di lei. In quanto la signora può camminare a testa alta, è meravigliosa. La fantasia non le manca. Se la signora e il signore vogliono accomodarsi qui? Perché no? Che ha di buono da consigliarci? Qualche cosa di semplice, non dimentichi che non possiamo ritornare troppo tardi. Ah, lei ha ragione. Bisogna assolutamente ritornare a casa domani prima di mezzogiorno. Prima di mezzogiorno? Ah, beh, in tempo per il pranzo. Mamma potrebbe inquietarsi. Ci siamo, Lione. È per me. Pronto, Lione? Pronto, Lione? Hotel di Midi? Pronto, Lione? Cosa? Grenoble? Grenoble? Ah, sì, il signor Augusto Masson. Bene, perfetto. Ne prendo nota. No, non è per me, è troppo bello. È per l'altro. Me possono trascurare, non ha importanza. Non ho da vendere una macchina da cucire, non vendo che l'hotel. Invece quell'altro... Dove è andato? Chi cerca? Quell'altro. Eccolo! In che cosa posso servirla? C'è una telefonata per lei. Dalla piccola taverna? No, da Grenoble. Da Grenoble? La richiameranno fra mezz'ora. Oh, che bellezza, se devo aspettare ancora mezz'ora. Lei ha un'aria catastrofica. Ma crede che sia divertente? L'aspetteranno alla piccola taverna? No, non si tratta della piccola taverna, qui ero tranquillo, ero sereno. Ah, il telefono, che flagello. A chi lo dice? Eccellente il tuo caffè. L'ho fatto come al solito. Sì, e come al solito è eccellente. Perché continui a girarmi intorno come una vecchia zanzara? Una vecchia zanzara? Una vecchia zanzara. Ce ne vorrebbero delle vecchie zanzare come me. Bisogna che esca prima del temporale. Non penserà ad andare dai Sandos con questo tempo? Ancora non piove. Ma ci manca poco. Sia ragionevole, stia in casa. Ah, parola d'onore, tu vuoi impedirmi di uscire. Non ho più 12 anni, sai? Dammi il mio impermeabile.
Ah, e cerca di non metterci un secolo. E io che contavo di passare la serata con lei. Ah, sì? Ebbene, sarà per un'altra volta. Perché questa sera hai un carattere insopportabile. Addio, e a più tardi. Pietro, Cosa? non dimentica niente. Che ti prendi adesso? Sei divertente, sai, vecchia mia. Sempre sola? Hai un appuntamento d'amore? No, non ho un appuntamento d'amore. Aspetto un amico. Ecco tutto. L'attesa ti dà appetito? Buongiorno. Lei non balla? No, grazie, aspetto qualcuno. E ballare fa male alla digestione. Era per lei. Il signor Augusto non potrà essere qui che fra 3/4 d'ora. Oh, che allegria. E io cosa crede che mi diverta? Dovevano telefonarmi e invece? Ma che combina la vostra collega? Lei almeno ha qualcosa da fare, si diverte con la musica. Oh sì. Fra un colpo e l'altro di Gran Cassa mi resta anche il tempo per fare la calzetta. Buongiorno. Oh, il signor Jansen! Come sta il mio egregio signor Jansen? Benissimo, cara La mia. credevo ancora in viaggio, che bella sorpresa. E Elena sta bene, sì? Ma credevo di trovarla qui. Qui? Sì, non doveva forse cenare da voi. Da noi? Sì. E allora? E allora, ecco, essa non cena più da noi. E non vi ha avvertiti? Oh, sì, ha telefonato all'ultimo momento. E con quale pretesto? Oh, un semplice contrattempo. Quale contrattempo? Oh, capirà, mio caro, non ho avuto l'indiscrezione di informarmene. E non ne ha alcuna idea? Delle idee ne ho sempre. Volevo dire, alcuna idea di dove possa trovarsi? Ma davvero non era in casa quando lei è arrivato? No, è per questo che sono qui. Giustissimo. Elena non ha detto niente a Maria? Niente. Ma allora è lei che ho creduto veder passare in automobile? Ha creduto di vederla passare? Era certamente Elena se quando è arrivato non l'ha trovato in casa. Ma la mia macchina non è in garage. Ma con chi era dunque, mio caro Jansen? E con chi era dunque? Adesso mi chiede troppo. Andavano così svelti e poi non ho di queste curiosità. Io dovrebbe saperlo, caro, non mi interesso mai di queste cose, mai. È già molto che abbia visto sua moglie, sì, ma l'altro non mi riguarda affatto. E com'era la macchina? Una macchina... una macchina senza fisonomia, 4 ruote, un volante. Già. Oh, non c'è da prendersela troppo. Essa ritornerà certamente al domicilio coniugale, poiché questo domicilio c'è. Se Jansen non si preoccupa, ma guarda che storia. Hai detto di non aver riconosciuto Elena. Dunque, io sono persuaso che sarà rientrata mentre lei veniva qui. La troverà a casa. Questo è possibilissimo, caro Sandoz. Ma come Jansen non si accomoda neppure un momento. Prenda almeno qualche cosa per tirar su il morale. Ma io non ne ho bisogno di tirar su il morale. Arrivederci e scusatemi ancora. Prego, prego. Le telefonerò più tardi per avere notizie di Elena, No, sei fortunato tu con una moglie come me. Una moglie che non si disimpegna dagli inviti, Ci scherzi tu? È il giorno del nostro matrimonio che avresti dovuto disimpegnarti. Sei stata ignobile con Jansen. Non potevi farne a meno di dargli tutti quei particolari su sua moglie. No, bisogna che parli, che tu parli, che credi ai drammi, che reciti delle commedie. Ma cosa ho fatto per avere una moglie simile? Cosa ho fatto? Sì? Allora ascolta la mia voce per l'ultima volta, ascoltala bene. Mai più, ricordati, aprirò la bocca. Alcun suono ne uscirà mai più. Al 3 il mio silenzio comincerà. 1, addio amico mio. 2 e per sempre 3. Finalmente posso cominciare a vivere in pace. E in silenzio. Ah, in silenzio. Se permette vado a prendere un po' di camomilla. Ah, in silenzio. Cin cin. Cin. Fa un tempo magnifico. Lampi, tuoni, un vero uragano. È meraviglioso. Io bevo alla pioggia. E io alla grandine. Io bevo al ciclone. E io al colpo di fulmine. Io bevo alla notte agitata. E giuro che ti adoro. Dica un po', dica Ma un sì, po'. sì, non posso farci nulla.
Io ti adoro con un immenso A. E con un immenso bicchiere. Lei non sopporta l'alcol. Sono tanti mesi che t'adoro. Ah, si vede? È così dimagrito. Elena, Che cosa vorreste da lei? le sue fossette. Dica, cominciamo. Me le metta da parte. Intesi, gliele riserverò. Che ora abbiamo fatto? Non m'annoio, ma dobbiamo tornare. E dove? Ho un domicilio. Non vorrà ripartire con questo tempo? Ha forse qualche cosa di meglio da propormi? Non si dia pensiero. Cameriere? 2 cognac, per favore. Ah, no, uno solo, io ne ho abbastanza. Oh, l'ultimo. Che sia, ma appena un sorso. Allora 2, cameriere. Bene. Lei è molto gentile. Non se ne fidi troppo. Quando conoscerà i miei difetti? L'unica mia speranza è che lei ne abbia molti. Oh, io sono bugiarda, distratta, superficiale, capricciosa, spendacciona. E fedele? Questo non è un difetto. Dipende per chi. Grazie. Viva la tempesta. Avanti alla russa. 1, 2, 3. Oh, là là. Ecco un anticipo di diluvio universale. Andiamocene subito. Ah, è impossibile. Perché? Ah, beh, partire in macchina sotto questa bufera è assurdo. Non possiamo in ogni modo tornare a piedi. Evidentemente. Allora, Potremmo passare la notte qui. cosa? Ma diamine. Ma io voglio dormire. E io? Rientreremo domani mattina tranquillamente. Eh? Siamo d'accordo? Lei sta divagando, amico mio. Domani mattina. Ci sono qui delle graziose camere con le finestre sulla vallata. Le levate del sole sono rinomatissime. Una vera specialità dell'oste. Non mi interessa affatto. Preferisco il levar del sole di casa mia. Che cos'è una notte per la vita di una bella donna? Lei può bene regalarmene uno. Una piccola notte senza importanza. Una notte di qualche minuto. Eh? Non vorrà tenersi anche questa notte per lei sola? Cara, non vuol risponderli? Ma il suo sì io lo leggo nei suoi begli occhi. Lei è completamente pazza. Guardi, la nostra notte è segnata qui. E ve ne sono tante altre segnate qua sulla palma. Vedrai come sarà dolce la nostra avventura. Preferisco dimenticare tutto quello che si è permesso di dire e che d'altronde non ho sentito. Dove va? A vedere che cosa succede fuori. Oh, non è difficile saperlo. Fra poco saremo in piena tempesta. Che vento! Elena, Ah, mi chiama Elena adesso. E se ne approfitta perché è nota, perché non ci vedo, per chiamarmi persino per nome. non vede neanche me? No, e lei? Mi vede forse? Appena l'ombra. Ah, ma allora se le nostre ombre si dessero, che so, per esempio un bacio, si potrebbe anche giurare di non essere stati né io né lei, Elena. Mi lasci stare. Ma che cosa? Ma non sono, io le giuro che non sono io, Elena. Mi lasci stare? Pronto? Pronto la centrale? Qui Corbès, l'ufficio. Mi dia l'ufficio riparazioni. Sì, ci deve essere un guasto nella linea. Molto probabilmente nella zona della Valle dei Corvi. È il temporale. Mandi una squadra con la massima urgenza, eh? Farà partire il camioncino tra una ventina di minuti. Sì, insomma, mettiamo anche mezz'ora, grazie. Buonanotte, speriamo. Lei sta bagnando dappertutto con questo impermeabile. Perché non sei ancora andata a letto a quest'ora? Non ho sonno. Sei molto strano. È la prima volta che mi dice questo.
È l'assenza di Elena che ti preoccupa? A me? Oh, no, davvero, non ci penso per nulla. Mentisci, cara. Se fossi preoccupata glielo direi, non c'è da far complimenti, non ha più 12 anni. Dammi un po' di caffè, per favore. Non avrà intenzione di passare la notte qui, no? Non capisco più niente. Non è andata a pranzo dai Santos. Non è andata neppure dai Martin Bellens e in quanto ai Falguer sono 8 giorni che non la vedono. Ha fatto il giro della città. Pronto? Pronto? Pronto Corbett? Pronto? Si sente bene? È lei che ha segnalato un guasto alla linea? Brava! E dica un po', l'ha scelto bene il momento lei. Pronto? Pronto? Ma che diavolo viene laggiù? Sto facendo il palombaro io. Oh, di un po' piovono dei ranocchi, beato te che sai nuotare. Spero non mi farà questa faccia fino a corpo. Le nostre nature sono differenti, la mia è più generosa della sua. Io mi sento pieno di riconoscenza e di gentilezza e lei ha solo ingratitudine e gelidità. Faccia il favore, non è divertente. Il rimorso la tormenta, eh? Ma lo sa che per i rimorsi è questione di abitudine? Si convinca che non ci sono che 3 responsabili: l'alcol, il temporale ed io. Non potrebbe almeno accelerare? Ha dunque tanta fretta ad arrivare? Sì, è di mai più rivederla. Ma che cosa ha da rimproverarmi? Le apparenze sono salve, poiché come Gianni manifestò il desiderio passerà la notte a casa sua. Penserai un po' a me? Spero invece di dimenticarla. Ma no. Insomma, di un po', Maria. Non puoi descrivermi quell'automobile. Quale automobile? L'automobile nella quale Elena ha preso posto. Non ne ho l'idea. Chi guidava quella macchina? E che vuole che ne sappia io? Non l'ignoravi dunque questa passeggiata in automobile? Io tu? neanche per sogno, non ho mai detto nulla di simile. Farebbe meglio ad andarsi a riposare. Riposarmi? Ah già, mi fai ridere. Non farà mica delle sciocchezze? Quelle si fanno a 20 anni. Ma che sciocchezze vuoi mai che faccia? Tu manchi di sangue freddo. Il fulmine è caduto nell'officina. Bisogna avvertire subito il signor Remy. Ma se non c'è? Telefona alla signora Jansen, può darsi che sia tornato, fa presto. Prego, passami Augusto. Da Vittorio. Sì, ma io aspetto Augusto. E ciò val più di Grenoble in fin dei conti. Non sono l'ultima venuta, mi sembra. Ma non sto facendo altro. Ho già preso 4 menti al Seltz. Oh, te l'avverto, non andrò a dormire se prima non l'avrò veduto. Oh, aspettalo, non tarderà tanto, va. In macchina da cucire in 2 minuti ce la fa. Ah, mi chiamano. Prendi un'altra mente al Seltz. Oh, scusami. Pronto, ascolto. Via subito il signor Jansen, è urgente. Pronto? Pronto, signor Jansen? Mi permetto di telefonarle perché siamo rimasti senza corrente. Diglielo che Remy non c'è. Sì, il circuito di soccorso è normale. Sì, il disgiuntore è saltato. Abbiamo cercato di accomodarlo, niente da fare. Allora se non siete riusciti ad accomodare il disgiuntore vuol dire che il fulmine è caduto sulla linea d'arrivo. Aspettatemi prima di mettere in moto il diesel di riserva. Verificate se il tubo dell'aria compressa è bene a posto e dite al signor Remy di venire da me. La prego, via, smetta di fare quella faccia. Nel vederla crederanno che le sia successo chissà che cosa. Non potrebbe avere l'estrema abilità di stare zitto. Non ci conti. Adoro la mia voce. Parlerei anche in punto di morte.
Remy, mi risponda, Remy! Buongiorno Michele, allora tutto in ordine? L'aspettavamo per mettere in moto, signor Jansen. E il signor Remy non c'è? Il signor Remy non l'abbiamo visto. Ah, davvero, amico mio. Con questo tempo li ritroverò nel canale i fagioli che ho piantato ieri. a chi lo dici? Senti Pietro, te l'avevo pur detto di svegliare il signor Remy. Ma lei non mi ha lasciato neanche il tempo di risponderle. Ah sì, è vero, sì. E allora il signor Remy? In casa non c'era. E dov'è? Non ha lasciato detto dove andava? No, è andata a pranzo nei dintorni. Con questo bel tempo? Oh, c'è andato in automobile. E quando fa queste gite non ritorna mai che l'indomani mattina. A che ora è partito? Verso le 7. Verso le 7? Sì, e sembrava che avesse piuttosto fretta. Invece di far bisboccia farebbe meglio ad occuparsi del lavoro. Chi ve l'ha detto che andava a far bisboccia? Boh, dicevo così per dire. Non lo sapete dove andava a pranzo? Oh, no, non mi ha detto niente. No, Susanna, potremo saperlo fra un'ora. Resti fra noi, temo il peggio. Eh sì, il cuore. Possono anche restarci tutte e due, allora senta, avrei bisogno di qualcuno per aiutarmi. Di qualcuno come lei. Qui non c'è che la levatrice e la vicina non mi dà nessun affidamento, al contrario. Dunque conto su lei, Susanna? Già, non so nemmeno io a chi si potrebbe rivolgere. A Maria? No. Sarebbe troppo lungo spiegarglielo adesso e poi Maria non è indicata per questo genere di assistenza. Bene, ora ci penserò. Sì, d'accordo, a più tardi, dottore. Pronto? Pronto, Corbet? Sì, qui Corbes. Qui parla Grenoble. Pronto? Pronto? Vittorio? Ecco Grenoble. Ma no, non è Lione, è Grenoble. Bene, avanti, parli. Pronto? Sei tu, Augusto? Sono Marinette. Sì, amor mio. Buongiorno, amor mio. E allora? Cos'è che mi combini? Siamo già al 15. E sai quanto ci hai mandato dal giorno della tua partenza? Non me ne ricordo, amor mio. Dammi meno amore e più quattrini. Vuoi dirmi sì o no che stai facendo da 15 giorni fuori di casa? Ma io trionfo, amor mio, io trionfo. Ho dovuto fermarmi qui qualche giorno di più. Sto combinando un affare, ma la mia cliente è una vecchia strega e tergiversa. Quando avrò firmato la commissione, potrai riscuotere un anticipo da Langer. Basta con gli scherzi. Se non mi mandi i soldi prima di martedì, venderò la tua bicicletta a gassone. Oh, amor mio, la mia bicicletta. E la camera da pranzo a mio fratello Paolo. Che cosa c'è? Renato Favier, non lo conosce? Ma sì, e di che si tratta? Abita lontano di qui? No, lei deve andare sempre dritto. E dopo i portici a sinistra è l'ultima casa. E quale altra disgrazia è accaduta a Renato Favier? Oh, nulla. È solo evaso. Evaso? Quando evaso? Questa sera ci hanno subito avvertiti alla squadra mobile. Ah, Casomai volesse rimettere i piedi a casa. oh, lo credo. Credo che sarebbe un vero idiota, ma con quei tipi c'è da aspettarsele tutte. E si capisce, lei ha l'incarico di fare un sopralluogo. Già, dobbiamo sorvegliare la casa e perquisirla se è necessario. Perquisirla? Naturale. Ascolti, in questo caso vorrei chiederle di agire con molta discrezione. Ma lei scherza. No, parlo con tutta serietà. La moglie di Renato Favier è in pericolo di vita, il medico non lascia il suo letto. Beh, insomma, non siamo dei cannibali. Stia tranquilla. Non si preoccupi per noi. No, io non mi preoccupo di voi, ma qualunque cosa succeda si rivolga al dottor Renaud. Renaud, non lo dimentichi. Capito. Allora mi sembra che abbia detto a destra, davanti ai portici. Ma no, a sinistra, dopo i portici. Ah sì, è quello che dicevo. Arrivederci, signorina. Arrivederci. E mi raccomando, Sì. Pronto, per favore, il dottor Renaud. È perché quel signore non è venuto che è melanconico? Io? Oh, no, me ne infischio altamente. Lo dice, ma invece le dispiace. Oh, se sapesse. Queste cose si dimenticano con l'andare del tempo. Come con l'andare del tempo? Lei è troppo giovane per parlare così. Ho vissuto. Oh, ha vissuto, sentila. Sicuro, sono più vecchia di quanto lei pensi. E poi comincia a seccarmi, sa, con questa storia della giovinezza.
Chissà se non è proprio la sua giovinezza che all'ultimo minuto gli ha impedito di venire. Allora, lei crede che non verrà mai più? Ma sì che verrà. Oh, è ben gentile lei. Ma non è affatto convinto che possa ancora venire. Mi dice questo solo per consolarmi. Oh, vorrei sapere cosa ho fatto di male per meritarmi un trattamento così ingiusto e cattivo. Non avrebbe un fazzoletto? Fazzoletto? Sì. Eccolo. Coraggio. Andiamo, Sophie. Sophie un'altra volta. Ecco. Brava. Brava, Gracie. Ecco. Non vi preoccupate di me, ve ne prego. Ma... Vuoi le mie dita, sì? Ma cuoricino mio... Così mentre io resto sola in casa il signore si diverte con le belle donnine. Ma questa volta vedrai che te la faccio pagare, brutto pappagallo. Ti giuro che in questo momento commetti un imperdonabile errore. Non si soffia il naso a una donna se non si è suo padre o il suo amante. Sei suo padre o il suo amante? Prima di rispondere... Permetti? Si era scordato il fazzoletto e piangeva di dolore. Io avevo un fazzoletto e non avevo dolore. Era forse giusto? No. E allora le ho imprestato il fazzoletto. Mi sembra molto semplice. E poi dovresti conoscerla, è Marcella, la signorina del telefono. Ragione di più. Ma perché ragione di più? Che cosa prova questa? Senza telefono una ragazza come tutte le altre. Ma cosa pensa? Che abbia davvero voglia di essere innamorata del suo Arturo? Oh no, sa, se fosse violinista meno male, non discuto, avrei delle tentazioni. Il signor Arturo è molto gentile e servizievole, ma da lui a... Oh, lei scherza. Con permesso? Pronto? Pronto? Pronto, desidera? Pronto, vorrei il 12. Il 12? Il signor Jansen? Sì, il signor Jansen, è la signora Jansen che parla. Prego, attenda, prego. Pronto, ascolto. Pronto, Susanna? Mi passi casa mia, prego. Ah, sì, subito, signor Jansen. Pronto, pronto, un attimo solo le do la linea. Pronto, signor Jansen? Resti all'apparecchio, la sua linea è occupata. Pronto, Maria? Sì, signorina Susanna. Non se ne vada, le passi il signor Jansen. Pronto, parlino. Pronto, Maria? Sì, signore. La signora Elena è tornata? No, signore, la signora non è ancora tornata. E il guasto? Ma tutto è a posto. Sarò a casa tra un momento. Se la signora rincasasse prima di me, fai in modo di sapere chi l'accompagni, mi raccomando. Ma io... Sì, è un ordine che ti ho dato. La signora non può tardare molto. Lo spero. Perché altrimenti... Che cosa altrimenti? Ah, sono affari miei. Cos'è che va di nuovo almanaccando? Ti ho detto che sono affari miei. Pronto? Pronto, Maria, sono Susanna. Dio mio, che cosa vorrà fare? Ora, resti all'apparecchio, le passo la signora Jansen. Pronto? Signora, le passo il suo numero. Pronto? Pronto, Maria, sono io. Come? Il signore è tornato? Quando è ritornato? Oh, molto presto. Senza cenare. Ha cercato la signora dappertutto. Se l'avesse visto. Per fortuna c'è stato un incidente all'officina e questo è servito a distrarlo. Ma adesso il lavoro è finito e il signore ricomincia a chiedere di lei. Maria, ascolta bene. Mi è accaduta una grande disgrazia. La macchina si è capovolta sulla strada di Bonville, a 200 metri dal distributore di benzina della Grande Combe. La persona che mi accompagnava è gravemente ferita. Io non ho nulla. È impossibile trovare dei soccorsi nei dintorni. Bisogna a tutti i costi che tu mi mandi un'automobile. Non dire a mio marito che ti ho telefonato. Allora siamo intesi. Mi manderai un'automobile sulla strada di Bonville, a 200 metri della Grande Combe. Pronto? Maria, posso contare su di te? Maria! Maria, rispondimi! Posso contare su di te? Pronto? Pronto? Dio mio, che cosa sta per accadere? Ebbene, micino, questa volta è completa. Sì, ciò non ti impedisce di dormire, eh? Pronto? 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 Non c'è linea, soltanto a me capitano certe cose. Giurami che mi amerai sempre. Te lo giuro. Sulla tua testa?
sulla mia testa. Di, io lo giuro sulla testa di Arturo. Io lo giuro sulla mia testa di Arturo. E sei contenta? Grazie, lei è molto gentile. Oh, ho bevuto tutto questo da sola. Sì, tutto questo da sola. Come dovevo essere triste e quanto mi hai dovuto far soffrire. Sono una povera ragazza smarrita. Non avrei un fazzoletto. Un fazzoletto? Sì, tieni. Coraggio. Soffia. Ecco. Oh! Cosa? Il suo fazzoletto. Fare un affronto simile a me? Mettere il mio naso nel suo? Grazie. Permetti che te lo restituisca? Ecco, ti capiti bene. La rete tutto sottosopra. Ne so io qualcosa. Chiamavo Augusto e trac, nessuno, tutti zitti. L'ho aspettato tutta la serata. Almeno questo non è molto grave. Non è molto grave, ma tutti si burlavano di me. Per una volta che trovo un giovanotto con una certa linea, ecco che lo perdo. Non è colpa sua. E di chi è? Di Grenoble. Oh, che sporca città. Anche la città contro. Non ho neppur pranzato per non mancare. E per l'angoscia ho bevuto 10 menti al seltz. Sì. Vedi un po' che roba. Non avresti un cachet di aspirina? Va a vedere nell'armadio. E smettila di piangere a quel modo. Le tue lacrime odorano di menta e pizzicano. Un così bravo ragazzo. Voleva portarmi in macchina a visitare i dintorni. Ed era celibe per giunta. Era celibe? Brava, credici. Cosa? Che vuoi insinuare? È sposato e padre di famiglia. Sì. Voleva portarti in macchina a visitare i dintorni. Sposato? Padre di famiglia? Oh, ma che dici? Si saprebbe. Sì, e infatti io lo so bene. Sua moglie si chiama Grenoble ed è lei che ha telefonato. No. Ah, beh, questo è enorme. È il colmo, ma... che serata. Io vedi, ho troppa iettatura. Non riuscirò mai a niente nella vita, mai a niente. Bene, ne riparleremo dopo aver dormito, io devo uscire. Esci a quest'ora? Sì. E il centralino? Mi sostituisci. È molto importante. E anche molto grave. Ma che cosa esci a fare? Ma non lo so nemmeno io. E adesso la piccola taverna. Ah, la trovo meno brillante da quando ha parlato con Grenoble. Mio caro, le mie tristezze non durano mai più di 10 minuti e il mio orologio cammina sempre. Lei non vorrà dormire qui? Aspetto Lione e avrò Lione costi quel che costi. Ma esiste per davvero Lione? Finirò per dubitarne anch'io. Pronto? Pronto, Susanna? Questa civetta non risponde. Questa civetta non può rispondere. Tutta la rete è interrotta. Decisamente sono maledetto. Oh, non prendo un colpo di tuono per un'offesa personale. Ah, è proprio lei che cercavo. Non voleva vendere una macchina da cucire ai Favier? Ah, sì, perché? E lei ha un'automobile con la quale vorrebbe accompagnare una telefonista a vedere i dintorni? Ma sì, perché? L'automobile a 4 posti? Sì, e anche allora comodi. venga, presto, presto. Ma dove vuole che venga? A visitare i dintorni. Ma che diavoleria mi va inventando? Io ho un appuntamento. Alla piccola taverna. Sì, sono atteso. No, le garantisco che non l'attendono più, sono già andati a dormire. Cosa vuole? Queste ragazze di provincia non hanno la minima costanza. Oh, mi ha già fatto una piccina che sarei stato capace di portare dal sindaco. Sì, e dalla quale voleva farsi credere ben intenzionato, celibe. Ma io lo sono celibe. Sì, lei è celibe dappertutto, meno che a Grenoble. Oh. Vuol venire sì o no? Ma dove? E poi per far che? Per vendere una macchina da cucire. Vuoi ritrovarla alla sua camera da pranzo tornando a casa? Oh, la camera da pranzo. E la sua bicicletta? Ah, ci tiene lei alla sua bicicletta? Sì, certo, alla bicicletta ci tengo sì. Bene, allora venga con me. Ah, beh, devo ammettere che lei ha degli argomenti, ma dove ha imparato a parlare così? Al telefono, ascoltando parlare gli altri. Ma è sicura che riuscirò a venderla la macchina da cucire? Ne sono più che persuasa. Sì, ma non ne è sicura. Ma sì, ne sono sicurissima. Lo sa che vendo anche degli aspirapolvere? Beh, miei complimenti. Faccio pure l'assicurazione contro gli infortuni. Ah, infortuni d'aspirapolvere. E infine vendo degli apparecchi radio, forse a lei non piacciono. Ma se dovesse averne voglia, io glieli procuro. Senta, c'è una sola cosa della quale avrei voglia. Ma la dica. Oh, da lei non potrei mai ottenerla, dunque. Ma sì, la dica, di che cosa ha bisogno? Un po' di silenzio. Se mi avessero detto di condurre una donna che non conosco, in un luogo che conosco meno ancora, per un motivo che mi è sconosciuto, mi sarei messo a ridere. Ah, la vita è un enigma. Dove andiamo? A cogliere punti interrogativi. Ecco, ci siamo già, spero che non sia troppo tardi. L'ha scampata bella lei.
avvicini un po' la macchina. Aspetti a spegnere i fari. Avanzi ancora di qualche passo. Là. Deve aver avuto una bella paura. Credevo proprio che fosse finita. Ah, beh, è stata solo un'impressione. Presto, lei deve aiutarmi a tirar fuori il ferito. Sì, e con piacere. Si è molto lamentato. Prima ho sentito qualche gemito, poi più nulla. Sì, ha perduto la coscienza. Andiamo, Augusto, cosa fa? Sì, Augusto. Apri gli sportelli dell'altra macchina. Ma che faccio io, lo chauffeur? Avanti, un po' d'energia. Sì. Che peso morto. Lei ha delle espressioni inopportune. Cosa fatta a capo a. Dove andiamo? Le insegnerò la strada. Non potrebbe riaccompagnarmi a casa? Oh, questo è impossibile. Ma almeno mio marito mi aspetta. Oh, mi sembra che al punto in cui si trova un'ora prima o un'ora dopo. Sarà certo in pensiero. Povero diavolo, altro che? Bisogna assolutamente che torni a casa. Va bene. Lei condurrà il signor Remy e la signora del signor Jansen. No, sarebbe una pazzia. Senta, oggi le sue iniziative personali non mi sembrano molto ben riuscite. Quindi lasci fare a me. Dobbiamo arrivare fino a Guernsey, vada sempre dritto. Fermi la macchina all'ospedale Berthelot e poi dal dottor Renaud. Lei mi accompagna. E lei rimanga qui, eh? E attendi i miei ordini. Ma io... Cosa? La macchina da cucire. È già venduta la macchina da cucire. Ma a chi? Le spiegherò tutto più tardi. Ecco, qui c'è la signora che è venuta ad aiutarla. Oh, che pensiero gentile. Sì, proprio molto gentile. Il dottore cominciava appunto ad inquietarsi. Non ha un camice per la signora Jansen? Sì, ce ne deve essere uno. Vada a vedere, E Ida? Così. Ah, il dottore non c'è? È uscito, ma ora lo chiamo. Oh, dunque, non si dimentichi che è dalle 7:30 che si trova qui. Ed è per questo che ha rinunciato all'invito a pranzo della signora Sandoz. Ecco qui il camice. Il dottore tornerà subito. Non so proprio come ringraziarlo. Oh, non c'è da ringraziarmi. Non faccio mai niente per niente, cara signora. Sono una donna molto interessata. Quindi ecco... Il signor Masson si presenterà da lei domattina. Le proporrà un aspirapolvere, un'assicurazione sugli infortuni e una macchina da cucire. E lei gli commissionerà tutto. Bisogna pure che lei conservi qualche ricordo di un'avventura senza domani. Evidentemente un aspirapolvere non è molto poetico, una macchina da cucire non è troppo romantica, ma ci vuol pazienza. Il signor Masson non ha il bernocolo dei ricordi, saranno dei ricordi su ordinazioni. E per ultimo le do un buon consiglio. In avvenire, vada a pranzare dai Sandoz. Purtroppo non sono granché divertenti i Sandoz, ma mi creda. Un cattivo pranzo è preferibile a certi infortuni. Buongiorno, cara signora. Mi sento confuso di darle tanto disturbo. È più che naturale. La sua è stata un'eccellente idea. Confesso che io non avrei mai pensato di chiamare la signora Jansen. Oh, la signora Jansen è soddisfattissima di poterle essere utile, vero? Ma dica un po', c'è già la visita della polizia? Sì. Hanno fatto la perquisizione? Perquisizione? Oh, per carità. Sono dei bravi ragazzi. Li ho mandati a prendere delle medicine. Dovrebbero essere qui. Mi chiedo perché perdano tanto tempo. Dottore, volevo ricordarle, la signora Jansen è venuta qui alle 7:30, vero? Alle 7:30? Benone. Signora Jansen? Il signor Remy ha avuto un incidente automobilistico. L'ho accompagnato all'ospedale Berthelot. Immagino che fosse solo in macchina al momento dell'incidente. Sì, era solo. Per il signor Jansen? Insomma, per tutti quanti. Che cosa hanno detto all'ospedale? C'era di servizio il dottor Berthier? Sì, e non mi è sembrato troppo ottimista. Se qui tutto va bene, andrò io a visitare il suo ferito. Oh, stavo appunto per chiederglielo. Gli ho lasciato la macchina giù alla porta per farla accompagnare. Non dovrà che dire allo chauffeur Augusto all'ospedale. Ma lo sa che lei è una ragazza formidabile? Oh, sono soltanto formidabilmente stanca. Prenderei volentieri qualche cosa. Ma no, non si disturbi, la prego. Bisogna che ritorni al centralino. Prendo la bicicletta di Ida. Arrivederci, dottore. Arrivederci.
Maria, dammi a preparare la valigia, quella grande. Lei riparte? Sì, io riparto. Te l'ho pur detto un momento fa. Tornerò tra 15 giorni. E non aspetta la signora? No. No, non voglio perdere il treno. Cosa devo dire alla signora? Le scriverò da Chambéry e le informerò delle mie decisioni. Ma lei non penserà... Ah, no, te ne prego. Su, va a fare la valigia. E muoviti. Marcella, svegliati. Finalmente. Oh, mi hai fatto stare in pensiero. È almeno andato tutto bene laggiù. Come? Cosa doveva andare bene? Beh, non lo so, io dicevo così. Ah, è andato bene, ma adesso va a letto perché si vede che caschi dal sonno. Lo sai che ho cercato di vedere Masson? Sì, Augusto. Sono andata all'Hotel du Midi. Sembra che sia partito in macchina con una donna. Che mostro! No. Ho fatto proprio bene a non aspettarlo. Con una donna? E non ti hanno detto chi era? Oh, sono così poco gentili in quell'hotel. Oh, non valeva la pena di chiederlo, ormai non c'è più sugo. Vado a dormire. Buonanotte, Dormi cara. bene. A domani. A domani. Non piove più. Arrivederci. Arrivederci. Renato Favier. Susanna, sono fuggito dal carcere. Lo so. La polizia mi cerca? È stata qui, era disposto un servizio di sorveglianza. Oh, come sono contenta che tu sia venuto da me. Avevo tanta paura che andassi a casa tua. E Ida? Ma non c'è male. Lo dici in un certo modo? Ma no, è un'idea tua, come stai? Fatti vedere. Oh, povero ragazzo. Dammi un bicchiere d'acqua, ho sete. Te lo do subito. E avrai anche fame. Oh no, la fame può aspettare. No, non sono molto stanco. È piuttosto questione di nervi. Capirai, sono saltato sul treno e ne sono ridisceso in corsa prima di Alessi. Di là sono venuto attraverso i boschi. Finalmente, eccomi libero. Te ne rendi conto? Libero. Quei vigliacchi. E adesso cercherò di vedere Ida, di parlarle e dopo me ne andrò, non importa dove, all'estero. All'estero? Hai del denaro? Me ne procurerò. Come? Ormai che cos'è che rischio? Hanno voluto fare di me un delinquente, ebbene darò loro questa soddisfazione. Perché non so quello che tu pensi, ma i 100.000 franchi io non li ho presi. E ciò nonostante mi hanno arrestato e messo le manette per portarmi dal giudice istruttore e di là in prigione. Hai capito? Manette e polsi. Ma stai sicura che mi vendicherò? Non ne hai il diritto. Me lo prenderò. Così avrò almeno preso qualche cosa in questo affare. E tua moglie che farà, poverina? Essa mi raggiungerà più tardi. Si fanno buone conoscenze in prigione. Mi hanno dato un indirizzo di Parigi dove troverò tutto l'occorrente. Falsi documenti, una combinazione per guadagnare del fric, come dicono loro. Lo vedi, non ho perso il mio tempo, ho già qui il più importante. Me l'hanno fatto trovare in una bettola a 200 metri dalla prigione. Oh, tu non farai questa bestialità, non sei capace. No, mi ci voglio provare. Hai fiducia in me? Se sono venuto qui? Allora consegnami immediatamente quella pistola. Mi rincresce molto
Ma è impossibile. Se non mi dai immediatamente quella pistola, sarò io a denunciarti alla polizia. Ti conosco, Susanna, non potresti mai far questo. Ah, guarda che ti sbagli. No, non mi sbaglio affatto. Ti giuro che non esiterò un istante a denunciarti alla polizia se non mi dai quella pistola. Ascoltami bene, Renato, io sono calma. Forse ti sembro sciocca, ma se ti credessi colpevole non farei nulla per salvarti. Invece ti credi innocente, non voglio che rovini la tua vita per un colpo di testa. Dunque, dammi quella pistola o chiamo gente. Ma chiama chi ti pare, cosa aspetti? Vuoi che ti aiuti ad aprire la finestra? Dammi la pistola subito. No. Ti dico di darmela subito, tieni. Chiama la polizia se non mi dai quella pistola. No. Tanto peggio per te. Beh, mi scusi tanto, glielo manda il dottor Renaud. Ah, Sì, mi ha incaricato di portarglielo. grazie. E questo è un sandwich. Gli dica che lo ringrazio molto. Ha della gentilezza il dottore, è un gran brav'uomo, proprio un brav'uomo. E la malata come sta? È un maschio. Ah, ma tutto è andato benissimo allora. Sembrava non volesse sapere di venire al mondo. E invece all'ultimo momento, come ha detto il dottore, si è deciso. Avrà pensato, staremo a vedere di nuovo ed è venuto a curiosare. È un cittadino di più, ecco. Allora, arrivederci e buon appetito. Io vado all'appuntamento con l'evaso. Sì, l'aspettiamo sempre, ma lui sta alla larga e non arriva mai. Arrivederci. Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Ha sentito bene la chiamata? Benissimo. Anche lei può andare a dormire adesso. Oh, adesso siamo sicuri di non perdere il treno. Arrivederci e buon lavoro. Arrivederci. Ah, finalmente. Pronto? Pronto, signora Jansen? Ah, tutto bene? Non riattacchi, le passi il signor Jansen. Pronto, mi dica. Susanna, sono io, il dottor Renaud. Mi dia il brigadiere Roger, da Ida. Il brigadiere Roger? Sì, il brigadiere Roger. Va bene. Pronto? Pronto, Matilde? Mi chiami il brigadiere Roger. Parli, dottor Eccoli, il brigadiere Roger. Pronto, brigadiere Roger? Parla il dottor Renaud. Le telefono dall'ospedale. Ah, l'hai capita bene. Sì, abbiamo preso Renato Favier, che non voleva saperne. Oh no, lo abbiamo solo maltrattato un pochino. Sì, però voi altri mi farete il piacere di curarlo. Sono qui a registrare la dichiarazione di un ferito in un incidente d'auto. È Paolo Remy, ingegnere all'officina Renault, che ha confessato in presenza di 2 testimoni di essere il solo colpevole. La sottrazione dei fondi verificatasi tempo fa. Che cosa ne pensa la polizia, brigadiere? Oh, bravo, dottore, questo è magnifico. I 2 testimoni sono il capo infermiere dell'ospedale Bertolò e il signor rappresentante di commercio. Sì, ma c'è stata ribellione. Sì, per questa volta non fateci caso. Telefonerò io stesso alla direzione generale. Andate a bere un bicchiere alla mia salute. Servirà per compensarvi dell'averlo maltrattato. Bene, d'accordo. Allora possiamo andarcene? Sì, siete liberi. Grazie a nome di tutti e arrivederci presto. Dunque, dottore, la madre, il padre, il figlio e i gendarmi si comportano bene. Abbastanza, e lei? Oh, io, dottore, tempo bello. Oh, Micio, hai sentito anche tu, dimmi. Ancora qui? Pronto, le passo, Lione. Mi permette? È un vero incubo. Pronto, cara amica, vuole avere l'estrema amabilità di darmi il 27 a Grenoble? Le ne sarò infinitamente riconoscente. Come Grenoble? Ma quale Grenoble? Ah, mio caro amico, che notte meravigliosa, commercialmente parlando. Ho fatto un'assicurazione e ho venduto una macchina da cucire e 3 aspirapolvere, dei quali uno all'ospedale e gli altri 2 al dottor Renaud. È un fatto che gli aspirapolvere migliorano moltissimo le condizioni di igiene, sicuro io. Pronto? Cosa? Grazie, signorina. Pronto? Lione, signorina Lione. Cosa? Dopo Grenoble? Come?
Dopo Grenoble? Questa ragazza è insopportabile. Ah, senta, le proibisco di calunniarla. È una creatura squisita. Come telefonista può darsi che sia da discutere, ma come rappresentante di commercio è di primissimo ordine. Pronto? Pronto? Mille scuse, ma ho la precedenza. Vuole lasciarmi Lo questo lasci apparecchio? lei o lo spacco? Che prepotente, che bruto! Ha visto che è riuscito a strapparlo? Lei mi fa impazzire! Vuole che le dia il ricevitore in testa? Per colpa sua sto per essere obbligato ad umiliarmi fino al punto di andare a telefonare dal mio concorrente. Ma vada, amico mio, vada. Ah, ma mi ricorderò di mettergliela in conto questa umiliazione. Signor Jansen, il treno ha 35 minuti di ritardo. Starà più comodo nel mio ufficio. Ah, no, grazie. Beh, come preferisce, a sua disposizione. Lei è troppo gentile. Fa bene alle ossa questo vino. Allora, la notte è stata buona? Così. Ha visto che tempo? Tutta la rete si spezzava non appena riparata. Zitto, per carità, sono rimasto 2 ore senza poter comunicare. Un vero disastro. Quante comunicazioni hanno dovuto essere interrotte. C'è troppa gente che telefona senza bisogno. Soprattutto le donne. E pazienza, di giorno. Ma quando una donna telefona di notte nelle ore in cui regolarmente dovrebbe dormire o fare altre cose, ecco quello che è grave, specie in una piccola città come questa. Ah, giustissimo. Oh, scusate un momento. Deve essere mia moglie. Pronto? Ma no, amor mio, c'è stato un guasto. Informati. Ma sì, smettila, a più tardi. Mia moglie credeva che avessi abbandonato il posto. Diffidente e gelosa con me, se mancasse una volta di rispondere alla sua chiamata sarebbe capace di abbandonarmi così, senza spiegazioni. Ma che tipo? Lei permette? Si immagini. Pronto? Pronto, Susanna? Pronto, signor Jansen? Attenda, la signora Jansen vuole parlarle. L'ho già chiamata molte volte stasera. Telefona da casa? No, da Ida Faviela, ha passato la notte là. Pronto? Pronto, Maria? Ah, Ida ha avuto un maschio. Sì, e Fabio è innocente. Sì, allora prepari la colazione per 2. Per chi? Ma come per chi? Ma per i suoi padroni, oh bella. Ma no, il signor Jansen non parte più, saranno a casa tutte e 2 da un momento all'altro. E la notte scorsa? Ah, non c'è stato niente fra loro la notte scorsa. Ah, non dovrebbe fidarsi della sua immaginazione, Maria. Arrivederci. Lei non ha appetito per caso? Ah, lei è proprio pieno di cortesia. Vabbè, il meno che possa fare. Ah, l'avessi conosciuta un po' prima. Un po' prima. Ah, sicuro, 4 giorni fa al mio arrivo non avrei perduto il tempo con quella scimmia di Marcella che è gentile, ma infine, Grazie. Vuole un po' di latte? Sì, ci vuole un po' di latte. Là. Grazie. Tieni, bevi, povero pincino, bevi. Ecco, senta, io benedico questo incidente che ci ha permesso di conoscerci e di stimarci. Il destino fa le cose proprio per bene. Ah. È meglio che lei non pensi. Partirà presto? Verso le 2. Ma prima di partire mi permetterò di offrirle la più grande scatola di dolci di tutto il dipartimento. Oh, non ci pensi neppure. Lo sa che lei è tanto carina? E poi ha un nome delizioso, Susanna. S come sospiro arcano. U come... Z come zeffiro. Ah, come non la smetterà mai di dire delle sciocchezze. Non si dimentichi di essere ammogliato. Con grande A. Come ami sua moglie, non mi rompa le scatole. Detesto le zanzare. Non me lo ripeta perché io capisco a voi. Oh, lei è molto intelligente. Tenga. Ma attacchi questo là fuori. Tempo bello. Beh, per una volta il sole è d'accordo con l'ufficio meteorologico. Che si siano riconciliati anche loro. Oh, il signor Jansen, con la signora Jansen. Buongiorno. Che bella giornata, eh? Già in piedi. È meraviglioso. Ma quando verrete a pranzo da me? No, aspetta a noi invece invitarla. M'attendo questa sera alle 7:30, senza fallo. Ho un eccellente pasticcio d'oca. Ce l'ha fatta finalmente a ritrovare sua moglie. E com'è andata? Stia attento per un'altra volta. Ma che cos'hai, Gustavo? Quando sei matto?
Lo sapevo che anche per te tutto si sarebbe accomodato. Buongiorno signora, le riparto suo figlio. Però in avvenire lo sorvegli meglio. Allora arrivederci. E soprattutto non una parola di quanto hai sentito, eh? Se no farai i conti con Susanna. Ciao. Dunque, Susanna, come va? Non è troppo stanca? Ah no, perché? Perfetto! Ah, che giornata, dopo una notte simile. Oh, una notte quasi come le altre. Ah, no, non esageriamo. Insomma, una volta di più, lei è stata una brava compagna. Ah, c'è del giudizio in quella testolina. Arrivederci, dottore, più tardi. Arrivederci, Susanna. E grazie per il segno.